Ecco noi Gabriel Tudela. Gabriele, la tua squadra al di là del 5-1 ha mostrato di saper lottare, di voler lottare, forse all'inizio un po' tentennante, poi paradossalmente quasi con l'uomo in meno addirittura ha trovato tante occasioni, quindi vuol dire che il carattere lo possedete, il problema è il gol. Sì, allora sicuramente non si molla mai, non si molla mai e questa è una cosa che dobbiamo continuare ad avere, sia con un uomo in meno, con un uomo in più, perché siamo stati anche con un uomo in più, però non si molla mai e bisogna sempre cercare di dare il meglio, ecco, poi è andata come è andata. Anche la fatica forse nel trovare delle certezze in voi, perché a un certo punto si vedeva che anche quando eravate sotto 2-0, quindi la partita non era affatto chiusa, però forse è sempre proprio quell'ultimo passaggio, anche davanti al portiere, penso ci sia proprio quel problema anche un po' mentale forse, vero? Sicuramente il non fare gol durante tante partite pesa e la testa comunque gioca un ruolo fondamentale anche con la chiarità che devi avere davanti alla porta, come dici tu l'ultimo passaggio o l'ultimo tiro. Quindi sì, sicuramente non è facile arrivare sempre in porta e non riuscire a buttarla dentro, è diventata una costante purtroppo che ci sta giocando molto incontro. Ecco. Adesso 5 partite poi probabilmente anche play out visto la vostra zona classifica, quindi comunque c'è una coda al campionato, quello vi può far propendere per lavorare ancora con tranquillità. Noi lavoriamo comunque ogni settimana giusto per arrivare nelle migliori condizioni alla partita, sia alla partita che comunque a lungo andare, perché sappiamo che il campionato è lungo, comunque ci mancano ancora non so, 5 giornate, quindi non è ancora affatto chiuso, però sì, si considera sempre arrivare fino alla fine nel miglior modo possibile.